Noi oggi pomeriggio Luigi Grillo, che è presidente di Fare per fermare il declino del Veneto. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno ai telespettatori. Non più alto del Colle è l'iniziativa che voi state promuovendo con una petizione popolare perché i dirigenti pubblici non abbiano a guadagnare più di 240.000 euro, che è la cifra che guadagna il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Uno poteva pensare che il Presidente della Repubblica avesse lo stipendio più alto, in realtà no. In realtà no, diciamo che oramai è consuetudine, è consolidata che nella politica italiana e soprattutto nella burocrazia e nella dirigenza statale gli stipendi sono chiamati cosiddetti stipendi d'oro. Noi prendendo spunto da altre situazioni di altri paesi come per esempio gli Stati Uniti d'America, dove non c'è nessun dirigente statale, quindi parliamo di lavoro pubblico e non privato, non c'è nessun dirigente statale che prenda più del Presidente degli Stati Uniti, quindi noi pensiamo che la stessa cosa debba avvenire anche nel nostro Paese, dove nessun dirigente deve prendere più del Presidente della Repubblica, che prende 240.000 euro, come diceva lei, che non sono pochi, e tenendo presente anche che il solito giochino all'italiana, c'è una somma di incarichi e quindi uno potrebbe anche prendere 240.000 euro per ogni incarico. No, noi diciamo che complessivamente non deve prendere nel totale più del Presidente della Repubblica. Visto che avete fatto dei conti perché per avviare questa petizione, la media di alcuni funzionari pubblici è decisamente sopra quanto prende il Presidente della Repubblica. Che analisi avete fatto? Perché in questa iniziativa lanciate anche una provocazione: quello che si risparmierebbe dall'omologazione degli stipendi a questo tetto massimo potrebbe essere investito per tasse e welfare, il che significa che ci sarebbe un taglio della spesa notevole, non solo di pochi milioni di euro. No, in effetti noi abbiamo fatto delle considerazioni che noi potremmo risparmiare intorno ai 2 miliardi di euro all'anno, quindi una mezza manovra. Una mezza manovra, praticamente con la manovra dell'IMU che si tenta di portare avanti. Quindi diciamo che ci sarebbe un risparmio sensibile che potrebbe essere usato per dare possibilità alle famiglie con meno reddito di avere qualcosina in più per poter portare avanti la famiglia. Come funziona questo meccanismo? Se è tempo fino a fine mese per la raccolta delle allora per capire come poter intervenire. Noi abbiamo istituito dei gazebo nelle città e nelle piazze, e quindi avvicinatevi ai gazebo di Fare. Noi raccogliamo le firme, è molto semplice, quindi alla fine della campagna di raccolta firme noi presenteremo quante firme abbiamo raccolto, perché come lei sa noi, non essendo presenti in Parlamento, non abbiamo la possibilità di presentare disegni di legge, quindi pensiamo che proprio in funzione della nostra natura di movimento che ha voglia di fare, cerchiamo di portare avanti delle tematiche che qualcuno dovrebbe farsi carico della vostra iniziativa e presentare un disegno di legge? Esattamente, quindi noi presentiamo questa richiesta di legge direttamente al Presidente della Repubblica. Bene, io la ringrazio. C'è tempo fino al 30 novembre? Sì. C'è tempo fino al 30 novembre per firmare. Tra l'altro, insomma, avevano già cercato di votare in Parlamento un tetto massimo per i dirigenti pubblici che non doveva superare i 300.000 euro. Poi però cosa è successo? Ma diciamo che come sempre quando si tratta di votarsi delle leggi a favore si dimenticano sempre, ormai noi siamo abituati da 30 anni a questa parte. Tutto l'arco costituzionale. Certamente, tutto l'arco costituzionale. Ringrazio Luigi Grillo, andiamo avanti con il telegiornale, la cronaca, perché